E allora buonasera e benvenuti a tutti a questa serata che abbiamo voluto organizzare in ricordo del nostro indimenticato Alberto Landi, e per aprire abbiamo voluto proprio iniziare ricordando Alberto in quello che era il suo mondo, il mondo del giornalismo, ma in particolare il mondo del giornalismo sociale. Radio San Donà, perché non me ne vogliano gli altri membri della radio che sono qui in platea, Radio San Donà era una creatura di Alberto, era la creatura di Alberto. Ecco, detto questo, appunto una serata che ci vedrà protagonisti con la musica dei cantautori, che era quella che piaceva tanto ad Alberto. La vivremo grazie al gruppo Eco Costante, ma anche grazie, lo vedo già in sala e direi di accoglierlo con un grande applauso, alla partecipazione straordinaria di Gualtiero Bertelli. Radio San Donà è nata come un'esperienza un po' particolare, molto orientata più al lavoro sulla città che non a una radio che trasmettesse musica solamente. Quindi una radio che avesse anche un ruolo culturale, un ruolo sociale, un ruolo propositivo all'interno del territorio. Ed è una radio che in questo senso ha avuto un grossissimo risultato, tant'è vero che è l'unica che è rimasta in piedi. Il titolo è Erba matta. L'erba che sbrega i pai, che spacca i piede, che scrosta i muri. L'erba che non muor mai, che vien da niente, niente a magna. L'erba che lo sparagna per c'era fama, per convenienza. L'erba che vive senza il giardinier che cura e bagna. L'erba che sotto i passi se piega dolce per un momento, che storce appena a testa quando che piove che tira il vento. L'erba che ogni volta sempre più verde si rialza, dopo aver appena la prima spiera che le incanta. L'erba che sotto i sassi dentro al cemento pianta raise, che d'acqua ora il freddo, a notte ha paura. L'erba che il tempo basa, caressa e fa sicura. L'erba che intenerendo sa diventar più dura. L'erba che te sconde ai primi basi, prime carezze, che fa da eto a nuovi amori e a eso tenerezza. L'erba che dà profumo alla tua vita di ogni giorno e che poi ora è terra del tuo viaggio senza ritorno.